Ben ritrovati amici sportivi e amanti del calcio giovanile. Giuseppe Milanese per la Wisport dal campo Nicola Bonanno dell'Annunziata vi racconterà della sesta giornata del campionato allievi regionali Girone C. A scontrarsi saranno la CR Messina ed il Città di Messina. Giallorossi fuori classifica nel girone vista la partecipazione ai campionati nazionali. I ragazzi di Cosimini, ex allenatore della CR Messina e comprensorio del Tirreno, nel turno precedente hanno pareggiato contro la Promosport Barcellona con il risultato di 2-2. Andiamo a vedere con l'ausilio delle nostre immagini i partecipanti alla gara di oggi ed immortaliamo le fasi più importanti del riscaldamento. Gara che si gioca sotto un sole cocente e con l'ausilio della nostra regia andiamo a scoprire le formazioni che scenderanno in campo. Possiamo notare che mister Cosimini in questa gara ha optato per il turnover, lasciando in panchina qualche protagonista delle precedenti partite come Arena, come Spoto e come Gangemi, che è stato il jolly che ha permesso al Città di Messina di ottenere un punto prezioso nella scorsa partita, siglando il 2-2. E adesso vediamo i partecipanti della gara che si indirizzano verso il centrocampo, dove il direttore di gara di oggi farà il solito rito pre-gara con il triplice fischio dopo essersi schierati sulla riga, e al solito dopo il fischio c'è lo scambio del saluto fra i due capitani e il signor arbitro. Adesso qualche 5 fra gli avversari e il solito rito del Città di Messina con l'urlo scaramantico, e si parte. ACR Messina che attaccherà da sinistra verso destra dei nostri teleschermi, Città di Messina che attaccherà da destra verso sinistra, e subito si invola Spoto sulla fascia che mette in mezzo la palla per D'Amico, ma D'Amico ritarda di qualche secondo l'appuntamento con il gol e non ci arriva in questa palla. ACR Messina che risponde subito con l'imbucata per il proprio attaccante, il numero 9 Tilotta, che calcia in porta ma non può impensierire Merlino con così poco. Punizione di Mulone dall'out di sinistra che mette la palla in mezzo, palla dove svetta Capodivento che manda la palla in calcio d'angolo, ma su questa azione il numero 5 della formazione del Città di Messina subirà un brutto colpo al naso che lo costringerà ad abbandonare il terreno di gioco, e al suo posto subentra Lopresti col numero 14. Punizione quasi al limite dell'area di Giordano che calcia, ma calcia alto, e occasione sprecata per i ragazzi in maglia verde. Ma adesso D'Amico che passa la palla a Giordano che la scarica sulla fascia di destra dove trova Curro che con un debole destro prova a portare la squadra in vantaggio. E adesso palla in area di rigore dove D'Amico la controlla e viene messo giù da un difensore, ma il direttore di gara a pochi passi decide di far continuare l'azione, quindi rigore negato ai ragazzi di Cosimini che ripartono in contropiede con Curro che mette la palla in mezzo per D'Amico non ci arriva, ma ci arriva Spoto, la palla sul sinistro di Spoto, calcia in porta e trova la risposta di Marino che si oppone così al tiro del numero 11 del Città di Messina, Ciccio Spoto. Adesso palla di Giordano che la mette in mezzo, palla troppo debole, non ci arriva nessuno, e adesso Marino fa preda di essa. Ancora il Città di Messina, palla imbucata del solito Giordano per D'Amico che prova il guizzo che la palla che finisce di poco a lato, e ancora il Città di Messina fermo sullo 0-0, e sarà su questo rinvio di Marino, estremo difensore della CR Messina, che finirà così la prima frazione di gioco. 0-0 tra il Città di Messina e la CR Messina, 0-0 con poche occasioni finora. Andiamo a vedere i ragazzi che rientrano in campo, scendono dagli scalini che li ha portati negli spogliatoi precedentemente. Entrambe le squadre
adesso si recano nel terreno di gioco e mister Cosimini effettua subito 2 sostituzioni. Esce il numero 1 Merlino ed entra il numero 12 Gulletta ed entra Arena al posto di Zagone. Arena con il numero 17, Zagone con il numero 4. Si riparte così. Purrò che prova a mettere la palla in mezzo, Purrò però mette questa palla troppo alta per i compagni e si lamenta con mister Cosimini, forse per lo schema mal riuscito. E ancora il Città di Messina ad andare avanti con D'Amico che lancia sulla fascia Anthony Arena, subentrato da pochi minuti. Ancora Arena salta il numero 5 di netto, ancora Arena, niente sul destro, calcia Arena ma trova il palo che gli nega la gioia personale dopo appena 6 minuti. Anthony Arena prova a portare in vantaggio i suoi. Sostituzione invece in casa di Città di Messina, entra il numero 17 Presti ed esce Giordano con il numero 8. Mister Cosimini adesso che prova a cercare gli 11 giusti per trovare il vantaggio. Ancora Arena che in un giro di secondi si libera degli avversari, calcia la palla per D'Amico che calcia in porta ma trova ancora la risposta di Marino. D'Amico che forse calcia con troppa sicurezza, ma ancora un'Arena che domina sull'out di sinistra. Il suo ingresso in campo si rivela fondamentale, ma anche quello di Presti che calcia in porta al volo col destro. Mattia Presti col numero 17 calcia in porta ma non trova il vantaggio. Ma adesso subito la risposta del Lacere Messina che mette la palla in mezzo per il numero 10 Mulone che calcia in porta a botta sicura ma troppo alta, e ACR Messina che spreca una grandissima occasione per portarsi in vantaggio. Ancora un cambio per il Città di Messina, esce D'Amico, entra Pieruccio Cangemi, il jolly della scorsa partita che ha trovato il gol che è valso il 2-2, ma ancora Spoto, calcio in porta e la palla finisce al lato di Marino. Ciccio Spoto col numero 11. Adesso la CR Messina prova ad andare avanti con il suo numero 10 Mulone, ma nel frattempo si infortunia il numero 7 Maisano che accusa qualche problema fisico, crampi per lui che lo costringono ad abbandonare il terreno di gioco e a far posto al numero 15 Andò che subentra al posto del compagno infortunato. Ancora un altro infortunio per il Città di Messina che dopo quello di Capodivento vede infortunarsi anche il numero 7 Maisano, finora impeccabile. E adesso la CR Messina che prova a buttarsi in avanti con il numero 9 Tilotta che prova il destro a giro che viene toccato dagli avversari e palla preda di Merlino. Ancora Città di Messina, Arena che prova ad imbucare per Presti che si porta la palla sul destro, da terra ancora appoggio per Arena che guizza nel di rigore, Arena 1-0 Città di Messina che sblocca il risultato con il brasiliano Anthony Arena, subentrato dalla panchina, si rivela subito protagonista della gara. Anthony Arena già nei primi minuti avevamo visto qualche occasione, ma adesso Anthony Arena porta in vantaggio i suoi. Grandissimo gol, lo abbiamo rivisto anche con il replay. Arena che precedentemente aveva dedicato il gol a qualcuno in tribuna con il numero 18. Il brasiliano porta in vantaggio i suoi. E ancora Arena sulla fascia sinistra, il solito Arena che imbuca per Spoto che calcia in porta a porta sicuro, ma trova la risposta di Marino. Città di Messina protagonista nel secondo tempo della gara, palla invece calciata da Mulone per il colpo di testa del difensore della CR Messina che si stampa sulla traversa. Andiamo a vederlo con i replay, il colpo di testa di 5 mani che finisce sulla traversa, e sulla ripartenza sarà il Città di Messina a cercare il raddoppio con Presti che si vuole prendere rigore, supera anche il portiere ma si porta la palla troppo lunga. E ancora il Città di Messina con Arena che salta di netto il difensore, Arena ancora ne salta un altro, Arena colpo di tacco per illuminante per Presti che calcia in porta a botta sicura e trova ancora Marino che salva il raddoppio del Città di Messina, ma finisce così 0-1, trionfa il Città di Messina
con il gol di Arena, città di Messina che si rivela ancora impeccabile in questo campionato, i ragazzi di Cosimini in gran forma. Adesso staremo a vedere se nelle prossime gare il città di Messina continuerà con questa intensità e se la CR Messina, nonostante le gare non fossero con una importanza così grande per loro, metteranno ancora impegno. Per quest'oggi è tutto dalla Wii Sport e Giuseppe Milanese, alla prossima!